Comandante, ormai avete finito di perlustrare tutta la zona sotto frana, mi raccontava che siete riusciti a raggiungere l'ultima porzione di terreno, proprio quella dove vediamo in questo momento le serre. Perché dopo 100 giorni e quanto è stato difficile monitorare tutto il territorio? Allora, la perlustrazione tramite droni ovviamente è stata fatta nell'immediatezza dell'evento e quello che si è rilevato, che è la parte veramente strana di questa frana per chi non è avvezzo, voi avete visto i video del fronte di frana alto 50 metri, lungo chilometri, particolarmente evidente la grandezza dell'evento, ma quello che magari i media non hanno particolarmente rilevato è che invece tutto il corpo di frana, sono 8 km quadrati, ha delle profonde ferite sul terreno che sono larghe metri e profonde, in alcuni punti non si vede il fondo di queste, io le chiamo ferite per semplificare. Allora, come potete intuire, anche se abbiamo mappato immediatamente la situazione, agire non era semplice perché non era possibile semplicemente spostare della terra, perché di fatto c'erano queste fratture profondissime in molti punti, come potete vedere anche qua. E tra l'altro anche le piogge ci hanno reso più complicata queste operazioni. Ora finalmente, col fatto che c'è bel tempo e dopo un'analisi di tutto il materiale che abbiamo raccolto, siamo riusciti a creare dei sentieri che sono esclusivamente a uso del soccorso per poter fare il recupero dei beni in tutte le attività che sono sul corpo di frana. In particolare proprio ieri siamo arrivati nella serra enorme che si vede da qua e quindi anche da ieri hanno potuto iniziare il recupero dei loro beni. Comandante, da qui la piazza del Belvedere si vede questo pub ormai abbandonato e mi raccontava che proprio qui quel giorno, la sera prima, c'erano centinaia di giovani. Allora, un elemento che va messo in evidenza di questa tragedia è che la tragedia poteva essere ancora maggiore, perché in questo bar e anche qua sotto il Belvedere, che c'erano degli spazi, la sera prima dell'evento c'erano centinaia di ragazzi. Se lo stesso evento fosse accaduto quella notte, o comunque di notte e non di giorno, non staremmo a parlare di recupero di beni. E bisogna dare un grandissimo applauso anche al sindaco di Niscemi e alla sua amministrazione, che ha avuto la prontezza quella domenica di fare uscire le persone, anche quelle che inizialmente erano riotose a farle. Perché di fatto dal fronte di frana alcune case sono letteralmente o cadute o tranciate a metà. Ed è capitato con le famiglie che praticamente sono uscite convinte al sindaco poco prima che si tranciasse la casa. Comandante, noi oggi per arrivare da Catania abbiamo impiegato 2 ore, abbiamo sentito la voce di famiglie sfollate che vivono ovviamente questa tragedia sulla propria pelle. Cosa si augura la popolazione di Niscemi, uscendo ovviamente dal suo ruolo di comandante dei Vigili del Fuoco ed entrando in quella della persona che è stata vicina, mano nella mano, occhi negli occhi, a tutta la popolazione? Guardi, non c'è bisogno di uscire dal ruolo di comandante Vigili del Fuoco o di Vigili del Fuoco. Raccontavo proprio poc'anzi che in tutte le emergenze, e questa non ha fatto eccezione, stare a stretto contatto tutti i giorni con la popolazione che pochi giorni prima, la sera prima, era a casa propria e ora a casa non ce l'ha più, e poi nei giorni successivi prende consapevolezza che benché la veda integra, perfetta, in realtà in quella casa, essendo troppo vicino al fronte di frana, non rientrerà più. Quindi è chiaro che noi, stando a stretto contatto con loro, restiamo permeati dalle loro emozioni. Cerchiamo di fare ovviamente il nostro compito istituzionale, però cerchiamo di aiutarli anche perché si crea un'empatia istintiva, perché poi alla fine non stai più aiutando una persona che ti ha chiesto soccorso, alla fine diventa tuo fratello, tuo zio, tuo cugino, ma istintivamente, senza neanche rendersene conto. In questo ho visto tanta solidarietà e abbiamo respirato anche tanta dignità. Ora importante è tenere la luce accesa dopo ovviamente i primi tempi di emergenza-urgenza, e quindi anche una ribalta nazionale a livello mediatico, giornalistico. Importante capire nel breve periodo come si dovrà ricostruire o come si dovrà affrontare questo disastro. Noi ci immedesimiamo in quella che può essere la sensazione, l'emozione che vivono gli abitanti di Niscemi. Di fatto le loro vite quel giorno sono cambiate. Perdere la propria casa significa perdere una parte della propria identità. Noi facciamo il soccorso urgente e abbiamo cercato di fare
del nostro meglio che lo continuiamo a fare, se, nel senso di continuare ad aiutare la popolazione se deve recuperare qualcosa. Dico, Comandante, chiudiamo con un'ultima domanda. Il fotogramma, l'immagine impressa nella mente e per ultimo la criticità più complessa da superare, lato vostro evidentemente. ma l'immagine è una signora di cui non ricordo il nome, i miei funzionari ormai conoscono i nomi, i cognomi di tutte le persone, i numeri civici, ma è stata una signora che quando facevamo il sopralluogo proprio nell'immediatezza dell'evento si è messa a piangere perché voleva entrare, ma con grande, ripeto, qua abbiamo visto una grande dignità e un comportamento assolutamente forte della popolazione, però è chiaro che il momento, il pianto ci sta e questa signora onestamente diciamo, mi è rimasta impressa come immagine. Come intervento più difficoltoso sicuramente quelli che abbiamo dovuto fare, che abbiamo fatto sul fronte della frana, da Museo Pisa Alberghina ad altri edifici che erano proprio sul fronte della frana, che hanno richiesto un'attenzione molto particolare e una pianificazione molto spinta. Grazie mille comandante per la competenza, la professionalità, per l'impegno che ci avete messo, lei e tutta la sua squadra. Grazie. Io devo ringraziare i miei uomini.